Un anno fa il comitato consultivo degli utenti del Consiglio di Bacino Brenta bocciava il progetto del nuovo insediamento di Pengo in San Lazzaro. E oggi, con il tema che torna di grande attualità, seguendo un altro percorso tecnico, il comitato rinnova il forte richiamo all'attenzione verso l'argomento acqua. Si parla di un cambiamento importante in caso di costruzione e cementificazione di via Rambolina per quanto concerne il deflusso delle acque meteoriche e la ricarica della falda. L'anno scorso è stato un anno in cui abbiamo avuto molti fenomeni siccitosi, avevamo un forte abbassamento della falda, quindi queste considerazioni per noi erano particolarmente emergenti, diciamo. E anche quest'anno probabilmente potrebbero, cioè adesso i fenomeni climatici, anche quest'anno potremmo avere tranquillamente fenomeni di abbassamento della falda. Per questo motivo e per una serie di motivi tecnici legati alla situazione delle acque superficiali e di profondità, il parere era stato negativo. Avevamo visto tutta una serie di criticità derivanti da questo tipo di intervento e avevamo pensato di manifestarle ai sindaci dei comuni interessati in primo luogo. Il parere quindi dal punto di vista della situazione idrica è ancora molto valido. Potremmo anche aggiungere che è un'area importante, se vogliamo, per la mitigazione anche del clima, visto in questi giorni stiamo assistendo proprio a un rialzo della temperatura, quindi questo non riguarda le risorse idriche, ma noi sappiamo che tutto l'equilibrio degli ecosistemi sono collegati anche al ciclo dell'acqua, per cui abbiamo tutto un ripercuotersi di effetti negativi come la siccità, l'impoverimento del suolo, gli eventi estremi che son tutti collegati e interconnessi, diciamo.